Eder, Mech, Pallister. Ho parlato un po' con tutti, no? Appena la scomparsa di Liliana, io ho parlato col fratello, con la cugina, ho parlato con gli amici vicini, lontani e altri amici che comunque noi si frequentava. Nessuno mi ha detto, anzi, io mi ricordo avevo parlato con Marina Pianella, la nostra amica, Walter Franco, che ha presentato un libro di baseball. Io sono andato lì a fargli delle riprese, delle foto, poi siamo andati a pranzo fuori e io ho detto, Marina, ma hai notato qualcosa? Guarda, assolutamente. No? Quindi Liliana stava benissimo e secondo anche Marina Pianella non c'era nulla di strano. E noi avevamo passato un pomeriggio assieme, un pranzo fantastico, chiacchierando, tutto quanto, perciò io di questo non ho altre testimonianze. Quindi tu hai solo questa testimonianza, ma cos'è che piaceva a Liliana? Quello che piaceva a lei era la carne, andavamo a Ovaro, tutti quei paesini su della carne, poi ci si fermava in qualche albergo, si dormiva, si andava a cena la sera, poi si andava a dormire, si riposava, la colazione la mattina, tutto bello e buono insomma, no? E anche come carattere, come era lei come era lei sempre, insomma, no? Col suo carattere, con la sua personalità. E diciamo col mese di novembre, anche se tu vedi le foto che abbiamo fatto, ritorno indietro un attimino in settembre, per il mio compleanno, lì vedi siamo tutti gli amici, tutti quelli che adesso sono da un'altra parte, con altri pensieri, e comunque eravamo tutti felici, abbiamo fatto una bellissima festa. E diciamo con i primi di dicembre io l'ho vista un po' più chiusa, un po' più... Dovevo parlare con lei, dovevo così a fatica farla parlare, fare dire qualcosa. Non riuscivo a capire quale fosse il problema. Io mi ricordo quella cena dell'8 dicembre che abbiamo fatto nella tavernetta di Pino e Laura. Lei io l'ho vista giù molto tesa, molto arrabbiata, e poi successivamente, dopo quando siamo andati via, che abbiamo salutato i nostri amici qua e là a casa, gli ho chiesto, ma scusa, che problema avevi? E lei mi fa, ascolta, siamo stati gli amici, i primi amici di Pino e Laura, di vecchia data, storici, quelli abbiamo fatto viaggi, tu non hai idea quanto. E abbiamo anche contribuito anche economicamente alla realizzazione di questa tavernetta. E i padroni di casa cosa hanno fatto? Hanno messo Liliana in fondo alla sala, gli ultimi 2 posti hanno messo, ma per carità non volevo essere lì in primo piano a fare il figone, però Liliana se l'è sentita male, ha detto Sebastiano, ma ti rendi conto, c'è persone che ho presentato io ho presentato Pino e Laura, i nostri amici Adriana Enzo, Gabriele Salvo, Arturo, sono amici loro di vecchia data e così. Però lei è rimasta malissimo di quella cosa. Io pensavo chissà che cosa fosse, ho detto ma Liliana lascia perdere, succede così. Io ti dico, quando invito qualcuno cerco comunque di rispettare questi ranghi, queste cose qua. In tutto ciò la cosa importante che dice è che fosse tesa. Era tesa, era così comunque anche quei 3 giorni prima che eravamo a quella presentazione di quel libro di Walter sul baseball, lei era siamo stati insieme, abbiamo fatto i video, abbiamo fatto le riprese, siamo stati a pranzo con Walter e Marina, anzi un ottimo, bellissimo pranzo, anche Marina mi ha detto, ho visto Liliana un po' giù. Avevi appena detto che Marina non aveva notato nulla, adesso ha notato qualcosa, avevi detto che era l'unica testimonianza. Molto interessante il fatto che se si ha una sola testimonianza la si modifica, così ne vengono fuori tante. Il giorno dopo siamo andati
da Christian per la cena lì di questi nostri amici che dovevano andare in Romania, e una bellissima cena, una bella compagnia con Adriano e Enzo, abbiamo chiacchierato e tutto. Liliana era veramente a pezzi. Quindi l'ultima sera Liliana era a pezzi, infatti dopo hai aggiunto che l'hai vista anche piangere durante la notte. Era seria, era preoccupata, mi rendo conto il perché era preoccupata, perché l'indomani doveva incontrarsi con questo Claudio e lì forse lei non era, l'ho vista che non era a posto. Il mio obiettivo è scoprire cosa è successo quella mattina, scoprire perché Liliana non è venuta più a casa. Ecco, questo è il mio obiettivo del mio futuro, della mia vita. Quindi tu pensi che questa preoccupazione di Liliana era dovuta al rapporto con Claudio Sterpin? Era questo che la stava traumatizzando in quei giorni? Non l'ho vista tesa, anzi era felice quel giorno lì, era felice. Ah, quindi era felice. Lei era fuori di testa, proprio fuori. Anche a casa, siamo tornati a casa, non ha parlato, si è spogliata, è andata a letto, si è girata dall'altra parte e lì è rimasta. Io mi sono messo lì, ho pensato, ripensato cosa diavolo può essere successo. Cosa può essere successo? Evidentemente sapere di dover parlare con Claudio Sterpin la traumatizzava. Un'altra persona avrebbe semplicemente evitato di chiamare o di sentirlo, ma lei evidentemente era ipnotizzata da lui. Sono due telefonate importanti che tra Liliana e Claudio sono state fatte in dicembre, una il giorno 9 di 12 minuti e una del giorno 13 di 16 minuti. Cioè io vorrei sapere cosa si sono detti in quella telefonata, qualcosa di estremamente importante visto quello che è successo il giorno dopo. Perciò io chiedo a Claudio di riferirci esattamente quello che si sono detti, che abbia il coraggio di dire la verità sul contenuto di quelle telefonate. Nei primi giorni hai fatto il diavolo a 4 perché volevi la cremazione. Oggi che si parla invece di nuova autopsia grazie al fatto che il corpo possa essere riesumato, cosa ne pensi? Io ho sempre sostenuto che se è necessario la riesumazione del corpo ben venga, che possa dare delle risposte agli inquirenti. Certamente è un dolore molto grande sapere che comunque il corpo della donna in cui hai vissuto 32 anni assieme, meravigliosi anni, venga così, sia oggetto di indagini forensi, insomma. Sì, ma tu davanti a una morte dubbia volevi cremare il corpo per togliere all'umanità la possibilità futura di fare poi una riesumazione e capire cosa davvero era accaduto. Io parto dal 2015, quando io ho avuto un scompenso cardiaco molto forte, ero una settimana in rianimazione. Quando Liliana l'ho vista vicino a me, ho detto: Liliana, se mi dovesse succedere vorrei essere cremato. E Liliana mi fa: anch'io, Sebastiano, se mi dovesse succedere vorrei essere cremata e non voglio nessuno sulla mia tomba. Sì, ma tu davanti a una morte dubbia volevi cremare il corpo. Sì, beh, certamente. Diciamo che quando c'è stato il funerale, che abbiamo messo la bara, tutte queste cose qua, che tra l'altro né io né i familiari, né il fratello, né la cugina non abbiamo mai più visto il corpo. I rapporti con Sergio sono migliorati? Ma io, guarda, ti dico sinceramente, non voglio confrontarmi con loro, né col fratello, né con la cugina, né con questo presunto amante. Sarà il tempo, saranno le indagini, saranno le cose, e dopo quando sarà tutto finito, che avremo delle risposte. Riguardo all'ipotesi del suicidio, tu hai cambiato opinione più volte. Oggi credi o no che sia stato un suicidio? Guarda, assolutamente no, perché non riconosco mia moglie una suicida. Guarda, io ce l'ho da 2 anni questa cosa che mi ronza in testa e lo dico sempre, dopo 2 anni io ancora non so quando è morta Liliana, come è morta Liliana
e perché è morta Liliana. Ma davvero tu non sapevi della relazione tra Claudio e Liliana? Guarda, ti dico sinceramente, se io avessi saputo, avrei chiesto a Liliana e detto cosa c'è, cosa non c'è. Evidentemente Liliana non mi ha mai accennato di questo, di conseguenza per me si tratta solo di una frequentazione tra lei e questo signore. Sebastiano sapeva di voi? Me l'ha riferito, ma secondo me sì, perché mi diceva continuamente tu non preoccuparti, io troverò modo di dirlo a Sebastiano, amen. Cosa accadde quel 14 dicembre? E niente, succede che io le do con un messaggio il buongiorno, lei mi chiama alle 8:22, qualcuno ha tentato di ravanare che in un minuto e mezzo io l'ho bastonata a parole, tanto che lei si è presa sacchi neri, bianchi, cordini e bottigliette ed è venuta qua a suicidarsi perché io chissà cosa le ho detto, insomma, chissà cosa le ho detto cosa. Sebastiano, come tu hai chiesto a me di dire cosa ci siamo detti in quelle famose telefonate, che non ci siamo detti niente altro che le cose nostre, cioè progetti e programmi per il futuro, se lei non si è suicidata, come probabilmente uscirà, io vorrei sapere da te come sono tornati in casa i suoi documenti e soldi, perché non erano in casa il giorno 14, se non erro, ecco, avrebbe dovuto averli lei qua, ecco, e come invece viceversa lei qua è stata avvolta in sacchetti bianchi e soprattutto pezzo di cordino che proviene da casa vostra. Questa è una domanda interessante. Ovviamente ipotizzando che non li abbia presi Lilli. Quando? Prima di uscire il 14? Per fare cosa? Per far rotolarsi le dita attorno al dito? Ma non poteva aver... Ecco, se non si è suicidata, se non aveva intenzioni di suicide, non poteva averle per la vita che si prospettava davanti, mai più. Io l'ho detto e lo dirò in eterno, lei non poteva suicidarsi ed è stata eliminata, punto. Questo è, altro che suicidio. Dopo qualche giorno è venuta la polizia a casa mia, hanno guardato un po' di qua, un po' di là, mi hanno fatto le domande, questo. Poi sono andati via, sono tornato dopo, mi pare ancora una settimana, hanno cominciato a perquisire la casa e dagli atti risulta che i documenti erano in una borsa nel suo portafoglio e lì sono venuti fuori i documenti di Liliana. Sì, ma tu come ti spieghi degli oggetti che dal parco vanno a casa tua e degli altri oggetti che da casa tua vanno al parco? Io questo non lo so, perché comunque la procura e gli inquirenti sono venuti a casa mia, hanno guardato di qua e di là, perciò è tutto lì, è tutto scritto. Capisci? Io cosa posso sapere? Io l'unica cosa che sapevo è che Liliana era scomparsa. Una domanda che mi ha fatto Sterpin. Cioè, io dico, ma perché tu sapevi che Liliana era scomparsa e hai mandato i vicini di casa a casa mia con un stratagemma e questi si sono ben pensato di avvertirmi che Liliana era scomparsa? Non me l'hanno detto. Perché non me l'hanno detto? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.